Abbiamo mandato in onda una puntata sull'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti, perché si tratta di una pagina nera della democrazia americana, un fatto sconvolgente, riprovevole, condannabile. Siamo tornati ovviamente sull'argomento con ospiti in studio, c'erano parlamentari, ex parlamentari, ed è stato un dibattito molto civile e pacato. Cioè tutti coloro che sono intervenuti, me compreso, non hanno potuto far altro che esecrare quello che è successo. Non si poteva e non si può dire altrimenti. Allora, il titolo di questa puntata, no, è stato, per andare oltre la notizia, ma voi assaltereste il Parlamento? Quando fai un talk, non fai un titolo di cronaca, fai un titolo di maniera per alimentare il dibattito, no? Per cui fai anche delle provocazioni. Insomma, l'Ordine dei giornalisti del Veneto e il Sindacato del Veneto, che dovrebbero difendere il pluralismo e soprattutto la libertà di espressione e di stampa, esce con un comunicato congiunto in cui si parla di concetto eversivo e di assecondamento di derive autoritarie. È la prima volta che un organismo che dovrebbe tutelare i giornalisti, oltre che ovviamente perseguirli in caso di gravi errori, è la prima volta che mi capita di sentirmi bacchettare perché abbiamo fatto un titolo eversivo. Un titolo eversivo è chiedere alla gente: ma voi assaltereste il Parlamento? Io di titoli ne avrò sfornati migliaia in 40 anni, nessuno mi ha mai detto niente. Non accetto che qualcuno all'interno o all'esterno del sindacato si metta a dire la sua, a sentenziare, a dare giudizi. Noi siamo liberi, io scriverò e titolerò quel che mi pare fino a quando lo potrò fare. Continuiamo a fare il nostro mestiere, non ci facciamo condizionare da nessun tipo di censura o di intimidazione come questa, perché qua poi si limitano così a prendere le distanze. Denunciate, fate delle denunce, andate dalla magistratura se qualcuno ha diffamato qualcun altro, se ci sono stati commessi dei reati, se abbiamo detto cose che sono considerate penalmente perseguibili, fate le vostre denunce. Avrei compreso se il sindacato veneto dei giornalisti e l'Ordine dei giornalisti avesse eccepito in merito al programma. Cioè, se qualcuno mi dice: lei non è intervenuto quando uno degli ospiti ha detto cose irriferibili, avete fatto apologia di qualche regime autoritario, avete difeso a spada tratta Trump e non avete dato la parola a tutte le parti in causa. Lì c'era la sinistra, c'era il centro e c'era la destra, come c'è sempre in tutte le sere a Focus, nessuno escluso, e su tutte le nostre reti. Perché noi stiamo attenti in par condicio a dare la voce a tutti. A tutti. Io trovo offensivo che si venga a dire al nostro gruppo Media Nord-Est che abbiamo fatto un titolo che asseconda una deriva autoritaria. Ma come vi permettete? Come vi permettete? Venite qui a dirmelo in faccia. Invece di chiamare l'editore, venite da me a confrontarmi in trasmissione o nel mio ufficio. Abbiate il coraggio. Quando sputate le vostre sentenze, a volte giuste, a volte legittime, a volte completamente sbagliate, guardatevi i programmi.